Presidente Serracchiani, presentando questo convegno lei ha parlato della necessità di riformare il sistema sanitario introducendo nuove tecnologie e anche una nuova visione che ponga il paziente al centro del sistema. Questo in Friuli Venezia Giulia è una realtà. Il convegno tratta proprio del valore del tempo nella cura del cancro. Il tempo è uno dei temi che in sanità è più importante per il paziente, importante anche per il medico professionista e gli operatori sanitari. La riforma della sanità ha avuto proprio l'obiettivo di cercare di mettere di nuovo il paziente al centro della nostra sanità e di tener conto delle importanti evoluzioni che la sanità sta in questo momento vivendo, sia dal punto di vista medico sia dal punto di vista assistenziale, nuovi farmaci, nuovi LEA, la necessità anche di avere tempi diversi per affrontare le diverse patologie e anche le nuove specializzazioni che in qualche modo si stanno aprendo impongono di rivedere l'intero sistema ed è quello che la riforma della sanità ha fatto preparando il nostro sistema a questa evoluzione. 120 primari di oncologia a Trieste nei prossimi giorni per discutere di due parole chiave, valore e tempo. Sì, tempo è la prima cosa che viene in mente pensando a una diagnosi di cancro, è la prima cosa che il paziente pensa a quanto tempo avrò, la prima cosa che il medico pensa è quanto tempo potrò garantire a questo paziente. E valore è il valore della qualità di vita che possiamo garantire, per fortuna sempre più spesso con i nuovi trattamenti ai nostri pazienti. Però c'è anche un'altra declinazione di questi due termini che è importante dal punto di vista istituzionale, e cioè il tempo che il medico ha bisogno di avere per poter comunicare adeguatamente col paziente e poter preparare bene il piano di cura, che è un lavoro dietro le quinte che spesso si vede poco e che invece tende a crescere. E valore è il valore dei trattamenti e la sostenibilità degli stessi all'interno dei servizi sanitari universalistici.